Dall'impresa della Corea del Sud a Chiavari, qual è anche l'emozione di ricevere un riconoscimento dalla tua città? No, sicuramente è una grande emozione perché io che sono nato e cresciuto a Chiavari, in questa piccola cittadina, poi arrivare a vincere un mondiale sicuramente è a tratti impensabile, però io sono l'identificazione che chiunque ci può riuscire. Che cosa vuol dire prepararsi a un mondiale, vincerlo? Ci si prepara per tutta la vita, io gioco da quando ho 6 anni, quindi da ogni giorno, ogni allenamento ci si prepara per quel risultato. E poi diciamo molto più breve termine la preparazione dei mesi prima del mondiale, che è stata veramente massacrante, però quando si vince ci si dimentica tutto, è sempre bello. La vittoria del mondiale sicuramente è uno degli aspetti più belli e importanti della tua carriera. C'è stato invece un aspetto brutto, difficile da superare, che però ti ha insegnato ad andare avanti. Le sconfitte anche sportive, quelle più brucianti, sono quelle che insegnano di più. Io ho avuto anche qualche problema fisico durante la mia carriera, che mi ha provato proprio caratterialmente e psicologicamente, però superare questi momenti poi ti porta a un livello di forza mentale che comunque ti fa affrontare certe dinamiche, certi palcoscenici in una maniera diversa. Vale la pena oggi continuare ad investire sulla pallanuoto? Secondo me assolutamente sì, anche le nuove regole hanno dato maggior vigore, maggior visibilità e anche maggior possibilità ad altri paesi, diciamo fisicamente meno avvantaggiati, di poter giocare comunque ad altissimo livello, quindi ora più che mai ne vale la pena. Sul nostro territorio come ti sembra la situazione di attenzione a questo mondo? Prima c'era un po' più di attenzione, adesso io spero che anche con questa ventata di ritorno ad esempio mio, come era stato per Maurizio Felluga nel 2011, spero di poter vedere la Chiavari Nuoto tornare dove si merita.